Domenica è importante essere presenti alla camminata itinerante organizzata dall'associazione Onde Rosa, perché il progetto di Onde Rosa è proprio un progetto di sensibilizzazione attraverso lo sport, le camminate e la condivisione con tutta la città e i cittadini di tematiche importanti, quali la prevenzione, quali l'attenzione alla salute, e di questo utilizziamo come strumento lo sport, che è un collante importante che ci permette di dare visibilità e risalto a tante tematiche molto importanti, anche per migliorare quella che è la qualità della vita di ognuno di noi e di avere un territorio che sia più attivo, più vivo, più inclusivo e quindi anche più attrattivo, dove chiunque si possa trovare all'interno nelle possibilità di poter vivere ed avere delle opportunità di attenzione per quanto riguarda quelle che possono essere le problematiche e quindi essere inclusi ed inseriti all'interno della società. Come abbia l'iniziativa quella di Onde Rosa, ci sarà domenica questa passeggiata della salute e ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio oltre all'associazione Onde Rosa anche l'associazione Onda che si è associata a questa iniziativa, ringrazio lo staff dell'ASP di Agrigento, la figura del direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo che sono sempre a fianco ogni evento che possa promuovere la salute e la prevenzione dell'uomo, della donna in questo caso, ma dell'uomo a 360 gradi. E io in qualità di sindaco e in doppia veste anche come medico preventore sono stato presente per dare l'esempio a tutta la cittadinanza. Domenica mattina dalla cittadella sanitaria partirà l'Onda Rosa. L'Onda Rosa è d'accordo fra l'ASP e questa organizzazione no profit che parte dalla Fondazione Onda assieme a questo progetto Onde Rosa per la prevenzione di tutte le patologie oncologiche e non solo, le patologie di genere. L'anno scorso è stata una bellissima iniziativa che ha coinvolto tanti cittadini. Quest'anno partiamo dalla cittadella sanitaria e arriveremo questa passeggiata, arriveremo fino alla Valle dei Templi per poi rientrare. Questa cosa unisce sia l'attività di prevenzione secondaria verso i tumori, ma anche prevenzione primaria sugli stili di vita, perché lo sport aiuta a combattere quello che oggi è il male del secolo, la sedentarietà, l'obesità. E quindi tutti insieme contiamo di poter fare una giornata dedicata al benessere. Anche Fondazione Onda partecipa attivamente a quella che è la camminata itinerante per la salute della donna e lo fa sicuramente perché crede in quella che è la prevenzione, il riconoscimento dei sintomi legati alle patologie ginecologiche o alle patologie mentali nella donna e a quella che è poi la presa in cura della donna stessa. Oltre a quella che è la camminata dedicata alla salute della donna, grazie a Fondazione Onda sono tante le iniziative negli ospedali a bollino rosa dedicati alla donna. Sicuramente il materiale divulgativo che andremo a distribuire alla popolazione renderà le donne più consapevoli riguardo alla possibilità che hanno di fare prevenzione primaria, soprattutto secondaria ed anche terziaria. Oltre alla camminata, durante questo Open Week dedicata alla donna, Fondazione Onda ha pensato a un altro evento, un corso di formazione per operatori sanitari che parla di approccio multidisciplinare e di cura della donna. Ripartiamo con la seconda edizione di Onde Rosa il 19 aprile 2026. È una seconda edizione forse più importante perché abbiamo avuto una grande risposta da parte dei cittadini e questa volta partiamo all'interno della cittadella per dare un messaggio appunto ancora più forte. Lo sport e la prevenzione camminano insieme per il benessere della donna. In realtà noi non vogliamo solo una presenza massiccia come è stato il 19 di ottobre di sole donne, vogliamo accanto alle donne gli uomini, ci teniamo tantissimo a lanciare questo messaggio di presenza perché le donne
donne spesso nel loro cammino, che può essere un cammino di malattia o un cammino legato a problemi particolari della donna, che possono essere la menopausa, l'endometriosi, noi vogliamo accanto quegli uomini che spesso le sopportano e vogliamo questa presenza massiccia che sarà classificata con una maglietta bianca, a dimostrazione del fatto che non vogliamo semplicemente delle mosche bianche, ma vogliamo un'onda mista tra uomini e donne, quindi tra magliette rosa e magliette bianche. Quindi vi aspettiamo numerosi e diamo dimostrazione che veramente la prevenzione e lo sport sono la chiave vincente di un benessere psicologico, mentale, fisico. Vi aspettiamo.